Buonasera, bentrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro Focus. La Sicilia è stata in questi giorni al centro delle cronache internazionali per l'evento mondano più discusso degli ultimi anni in Sicilia, il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner tra Palermo e Bagheria. Ma il dato più interessante non è quello legato al gossip, piuttosto quello legato al dato economico, perché pensate, il dato più interessante riguarda l'economia, perché oggi il destination wedding è uno dei comparti a più alto valore aggiunto della nostra isola. La Sicilia ormai è diventata una delle principali destinazioni europee per i matrimoni internazionali, lo dicono i numeri. Secondo i dati snocciolati durante l'ultimo evento dedicato al settore del wedding nel 2024, quindi pensate, i dati sono del 2024, nel frattempo i numeri sono cresciuti ulteriormente. Del Convention Italy for Wedding, l'Italia ha superato quota 15.000 matrimoni di coppie straniere, quindi parliamo del dato italiano, generando un indotto vicino al miliardo di euro, e la Sicilia si conferma tra le regioni più richieste del paese. Pensate, ha superato persino altre regioni e altre location importanti, ad esempio il lago di Como. Inoltre c'è un altro dato snocciolato dallo studio JFC recentissimo, che dice che il matrimonio in questione, quello della coppia inglese Dua Lipa e Callum Turner, ha un ritorno economico di 268 milioni di euro per il nostro territorio. Dopo spiegheremo nel dettaglio come sono ripartiti questi 268 milioni di euro. Per parlare di tutti questi argomenti in studio con me, in collegamento, due esperti del settore. Do il benvenuto a Giovanni Santangelo. Buongiorno Giovanni, è direttore artistico nel settore dell'intrattenimento, della show production nei grandi eventi. In collegamento vedo già Corinne Pinto da Taormina, lei è una wedding planner internazionale. Buongiorno, benvenuta Corinne. Buongiorno. E poi il nostro Marco Gullà, che in questi giorni ha raccontato da vicino, insieme agli altri paparazzi internazionali, proprio il matrimonio di Dua Lipa. Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie Eva per avermi Ciao invitato. Marco, allora mi perdonerà Corinne, di solito si dà precedenza alle donne, ma vorrei partire proprio con te Marco, perché ci devi raccontare come è andata, se il matrimonio è finito, hanno, come si dice, hanno smontato, o Dua Lipa è ancora dalle nostre parti? Guardi, insomma, l'eco intanto del matrimonio ancora c'è, perché insomma a Palermo ha fatto assolutamente clamore. Però Dua Lipa possiamo dire che è ancora in Sicilia, perché insomma si è diretta verso Favignana con il suo neo marito, insomma, a bordo di uno yacht, e ci dicono che fino a stasera, quindi sarà nell'isola di Favignana, e poi ripartirà ovviamente per altre destinazioni. L'avevi detto tu, l'hai detto molto bene, insomma all'inizio è stato un matrimonio di successo, tra virgolette, non soltanto ovviamente per la coppia, per tutti questi invitati VIP che hanno raggiunto Palermo, ma anche proprio per il brand Palermo. Possiamo dire che finalmente anche il capoluogo siciliano ha fatto una sorta anche di salto di qualità, entrando un po' anche nel ranking delle località di lusso proprio per il matrimonio. Non sono un grande esperto, però ti posso dire che sicuramente già il dato è certamente positivo, e magari permetterà, insomma, questo matrimonio di aprire verso altri eventi internazionali, mondiali, come appunto quello che è andato in scena nel weekend, prima a Palermo, lo ricordiamo, e poi a Bagheria. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini tratte dai tuoi servizi, quelle che mostravano il pre-wedding. Adesso diremo tutto con Corinne e Giovanni, per ricollegarmi a quanto dicevi tu, con buona pace potrei dire per i tabloid inglesi, che invece avevano provato a gettare delle ombre spiacevoli sulle location delle nozze. Ma quello che abbiamo visto, se per i più può sembrare un matrimonio sfarzoso, particolare, con tutti questi
ospiti che arrivano da fuori, 3 giorni, 4 giorni di matrimonio. In realtà, ci racconteranno Giovanni e Corinne, è la normalità per tutte le coppie straniere che vengono a sposarsi in Sicilia, e sono tante. Corinne. Sì, assolutamente. La multi-day wedding è, diciamo, ormai una prassi, quindi il cliente straniero si sposta qui da noi in Sicilia almeno per una settimana, ha una serie di invitati che vengono dall'altra parte del mondo e quindi è di loro interesse offrirgli più esperienze, quindi un giorno uno che generalmente, come è stato per Dua Lipa, un welcome event basato sulla tradizione siciliana, il giorno del matrimonio, l'evento più, diciamo, più grande, classico, con cerimonia, ricevimento e after dinner party, e poi c'è sempre anche un giorno 3 che può essere un beach day o un pool party per salutare insomma gli ospiti dopo 3 giorni di festeggiamenti. Quindi assolutamente non si parla di matrimoni di un singolo giorno, ma di esperienze proprio conoscibili a fondo. Soprattutto con i matrimoni internazionali, ma Giovanni Sant'Angelo, anche in Sicilia sembra prendere sempre più piede questa formula di più giorni dedicati al matrimonio, anche per gli sposi siciliani che si sposano qui. Assolutamente, perché poi, guarda, appunto i siciliani, no, che si sposano, ricordiamo che fino a tanti anni fa, no, il matrimonio era appunto un solo giorno, poi adesso questo pre-wedding, quindi il giorno prima per festeggiare, per avere una festa ancora più in grande, no? E quindi non solo il giorno del matrimonio, ma anche il giorno prima. Cioè prima il matrimonio era una cerimonia, la cerimonia religiosa, e un party, una festa, sì, un ricevimento. C'era il ricevimento, adesso il cos'è pranzo. diventato? No, adesso è un evento molto più ampio, quindi si inizia una vera a e volte... propria produzione artistica. Assolutamente, no? Dove si cura il dettaglio su tutto, no? Quindi dalla scelta degli allestimenti, che sono diversi di giorno in giorno, no? Ma anche ad esempio sull'intrattenimento. Si sceglie di avere un tipo di intrattenimento il giorno prima, il giorno del matrimonio, che poi è il giorno più importante, si sceglie un altro tipo di intrattenimento, e poi appunto c'è chi sceglie di fare anche questo terzo giorno, che di solito è un giorno per potersi rilassare, quindi poter stare con gli amici, perché ovviamente ricordiamoci che per gli sposi, ci siamo stancati, no? Non solo, per gli sposi sono giorni importanti, no? Direi complicati, belli sì, ma anche complicati, no? Quindi Corinne, il matrimonio è sia per gli stranieri in Sicilia ma anche per gli stessi siciliani è diventato davvero impegnativo, sono più giorni e soprattutto richiedono anche più abiti, più location evidentemente, più allestimenti, più temi da sviluppare. Assolutamente sì, infatti sono matrimoni logisticamente complessi, ci vuole 1 anno e mezzo, anche 2 anni per una pianificazione fatta con cura, ci sono tantissimi fornitori coinvolti, ma anche nel solo giorno del matrimonio si parla di circa 10-15 fornitori, poi chiaramente più è complessa la logistica, più sono gli invitati, più il numero di staff necessario aumenta. Quindi dietro c'è un grandissimo lavoro di pianificazione che parte almeno 2 anni prima, 1 anno e mezzo prima. Tu ti occupi principalmente di matrimoni internazionali? Sì, assolutamente. Inoltre c'è un'altissima richiesta, soprattutto da parte di una clientela americana, ma non solo, e sono assolutamente sì, dedicata al destination wedding in Sicilia. Quanto è cresciuta la quota di mercato dedicata al destination wedding negli ultimi anni? Sì, di molto. Ad oggi abbiamo un indotto di più di 1 miliardo
per cui soprattutto diciamo dopo il Covid c'è stato un incremento notevole, e devo anche dire la serie che è stata ambientata alla San Domenico di Taormina, White Lotus. The Four Seasons, ha aiutato molto, quindi ha acceso i riflettori sulla nostra realtà e sulla Sicilia, Taormina, Noto, insomma. Adesso arriveremo anche a parlare di quali sono le mete più gettonate, ma tu nel corso della tua carriera quando hai capito che in Sicilia stava cambiando qualcosa e che stava diventando una destinazione di wedding di livello internazionale? Come dicevo, sicuramente il Covid ha influito. Dopo il Covid il numero di richieste è aumentato tantissimo, anche confrontandomi con le colleghe abbiamo riscontrato un forte incremento. Da lì in poi la crescita è stata progressiva di anno in anno. Ricordiamo che uno dei primi, sicuramente non il primo, ma uno dei matrimoni che ha contribuito a lanciare la Sicilia come destination wedding è stato quello dei Ferragnez, no? Ormai ex Ferragnez, Giovanni, proprio a Noto. Ma raccontiamo anche qualche retroscena legato ai matrimoni di personaggi famosi, magari non esattamente di Dua Lipa, ma di tanti personaggi famosi. Arriverà a breve anche Aurora Ramazzotti, che si sposerà qui nel Siracusano. A volte cosa succede quando ci sono i matrimoni VIP? Si chiede ai fornitori di partecipare, ma come? Sotto compenso o sotto altra forma di cambio immagine? Beh, di sicuro, guarda, l'estrema riservatezza è una cosa proprio che distingue proprio i matrimoni di chi viene qui in Sicilia, quindi questi personaggi dello spettacolo, perché loro sono davvero molto fedeli a questo, no? Nel Fanno senso, firmare delle policy, sì, dei no? contratti di riservatezza che tu devi rispettare, quindi da quando firmi non vogliono che venga detto nulla, no? Questo lo fanno anche per garantire la propria privacy e questo ci sta. Poi dietro sta al fornitore che viene selezionato, perché non sempre i fornitori che vengono scelti vengono pagati, no? Molte volte lo scambio può essere anche uno scambio pubblicitario, quindi in cambio di pubblicità loro ti chiedono il servizio e ovviamente a volte al 50%, a volte no, quindi loro contattano dei fornitori. La cosa sicuramente bella da dire, importante da dire, è che negli ultimi anni tanti che vengono a sposarsi qui in Sicilia non scelgono di portarsi fornitori dal resto dell'Italia, ma scelgono proprio i fornitori siciliani, locali, e questo è importante per noi. Il cambio immagine può essere sicuramente utile quando i personaggi sono davvero famosi, poi può tornare utile alle aziende, ma è vero che a volte non c'è solo il cambio immagine, chiedono proprio soldi per partecipare, cioè tu vai, dai il tuo servizio, in più devi pagare per partecipare? Ci sono stati dei casi dove non possiamo ovviamente rivelare chi magari ha fatto questo, però sì, sono arrivati a volte dei contratti, sì, sono arrivate delle richieste dove per partecipare al matrimonio avrei dovuto firmare un contratto e pagare per poter partecipare al matrimonio e ovviamente poi avere un ritorno in pubblicità, però ovviamente, dai, dico, io personalmente non l'ho fatto, non ho voluto farlo perché poi ovviamente ognuno sceglie di fare quello che vuole, però io non l'ho fatto perché penso che il lavoro è importante, debba essere retribuito anche per dare poi valore a quello che facciamo. Noi. No? Corinne, mi confermi queste strettissime policy di riservatezza per tutti i fornitori? Sì, diciamo che a me quello che è capitato a Giovanni non è successo, però in generale si richiede riservatezza, magari soprattutto nella pubblicazione di contenuti, di immagini, condivisioni di foto, anche dopo il matrimonio. Però al di là di questo, diciamo, a livello di retribuzioni e pagare i servizi per quello che è giusto,
diciamo, a me questa cattiva esperienza non è capitata. Bene, purtroppo io so a chi si riferisce, vabbè, diciamo che poi alla fine non è andata a finire poi tanto bene. Comunque Marco, ma ci dai qualche curiosità dal matrimonio palermitano? Sono usciti un po' anche, facciamo a questo punto anche i gossip, nomi dei fornitori, chi ha partecipato all'evento, iniziano a parlarne? Catering, Sì, perché di intanto diciamo solito che gli ci sono accordi i catering, sono quelli più conosciuti, no? Intanto diciamo che gli accordi di riservatezza hanno funzionato molto bene per il matrimonio appunto di Dua Lipa e Karl Turner, soprattutto a Bagheria, perché da Bagheria insomma non Non è è uscita uscita una foto, un'immagine, non è uscito nulla. nulla. E ti posso anche dire che l'unico fornitore palermitano, o meglio siciliano, sono stati, insomma, hanno portato i fiori, un fioraio di Villa Abate, quindi l'unico fornitore locale, quindi il fioraio di Villa Abate. Poi Che poi tutti ovviamente fornitori. immagino si sia scoperto solo perché magari si sono visti i camion portare i fiori, non perché lo abbia detto lui, no? Bravissimo, bravissimo, sì, bravissima, perché poi anche prima insomma, dell'evento non era assolutamente emerso nulla. Forse qualche sbavatura però in questi accordi di riservatezza ci sono stati a Palermo venerdì, perché nessuno si aspettava che alcuni fotografi, alcuni paparazzi avessero affittato dei balconi proprio che Certo. andassero su piazza Piazza Vespa, quindi di fronte proprio il palazzo dove poi Palagonia, dove si è svolto il pre-wedding, sì, anzi è questo l'esatta insomma dicitura, e non si aspettavano che alcuni paparazzi, tra cui anche alcuni nostri insomma colleghi che insomma ci hanno aiutato E così anche, siamo riusciti insomma, ad nella avere anche fornitura noi delle immagini, e le le abbiamo immagini viste. di Dua Lipa. Hanno quindi affittato, pensate, dei balconi per fare poi queste foto, quindi questo sicuramente è un dato che probabilmente insomma anche la wedding planner che doveva ha fatto coordinare. anche. Avrebbe Doveva, dovuto. praticamente non si aspettava lei sicuramente questa strategia da parte dei nostri fotografi, insomma abbiamo a volte anche un passo in più rispetto magari a quello che pensano gli altri, però al di là di questo sicuramente poi non hanno invaso più di tanto insomma alla festa, si sono limitati a fare dei video, delle foto e tutto insomma è finito lì, mentre per quanto riguarda Bagheria lì c'era sicuramente un imponente security che ha praticamente sigillato Villa Valguarnera già a chilometri di distanza, quindi non si poteva andare oltre il chilometro di avvicinamento verso la villa, quindi lì sicuramente l'evento è ben riuscito, è stato sigillato proprio per questo. Pensate che ad alcuni ospiti, anzi a quasi tutti gli ospiti, sono state oscurate le fotocamere dei cellulari proprio per non permettere insomma di fare qualche scatto e divulgarlo sui social. Bene, allora noi ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa, torniamo tra poco, parliamo sempre di Destination Wedding in Sicilia. Ritorniamo in studio, stiamo parlando di Destination Wedding in Sicilia, molto più di un matrimonio perché l'indotto economico creato dalla wedding industry, si chiama così, è elevatissimo per la nostra isola. In collegamento con me c'è Corinne Pinto, wedding planner con sede a Taormina, e Marco Gullà che adesso ci saluta, anche noi salutiamo, anche perché ormai diciamo del matrimonio di Dua Lipa hai fatto un abuso quasi quasi, perché lo hai seguito praticamente in diretta per 4 giorni e penso non ne vorrai sentire parlare almeno per un po'. Vediamo magari se nei prossimi mesi ce ne saranno altri matrimoni importanti da raccontare. Un'ultima cosa, sì. Ti devo dire che al di là dell'interesse che comunque anche noi media insomma siciliani abbiamo mostrato adesso questo matrimonio, soprattutto anche noi insomma sia di Antena Sicilia che Telecolor, ti posso dire che invece le agenzie ma anche i tabloid inglesi, ma non soltanto, anche tedeschi, avevano davvero un interesse massimo verso questo evento. Io sono stato contattato anche dalle più importanti agenzie, la Reuters, l'Associated Press, Bild, quindi il quotidiano tedesco, tutti volevano qualcosa che appunto fosse legato a questo matrimonio, non soltanto insomma le foto di Dua Lipa e del marito, ma anche il contesto, anche la gente che attendeva lì speranzosa a Piazza Sant'Anna di poter fare magari un selfie con loro. E forse se
posso dire la mia e poi ovviamente ti restituisco la linea. Secondo me Dua Lipa e il marito anche 5 minuti, non ti dico di passerella, ma sai di impatto verso la cittadinanza, una vicinanza verso la cittadinanza, potevano farlo. Poi non so quali sono i cliché, chiediamo ovviamente ai tuoi ospiti in questo caso quali sono i cliché per questi matrimoni così importanti, però forse 3-4 minuti di saluto a Palermo e a Bagheria potevano anche farlo. Poi Dicono che lasceranno un dono culturale alla città di Palermo, questo poi lo vedremo, però diciamo anche, Giovanni, che in fondo comunque è un matrimonio, è il loro giorno, non è detto che debbano dedicarsi necessariamente al pubblico, magari lo faranno in un momento successivo. Ricordiamo che tutto sommato sì, è stato un evento internazionale, ma era il loro giorno, il loro matrimonio. Sì, no. Ci sta, no? Che magari hanno voluto dedicare tutto il tempo a loro stessi, no? E quindi non fare quello che magari fanno quotidianamente, perché sono due personaggi dello spettacolo. Si sa che quando vanno in giro subito sono aggrediti da tutti per foto, insomma autografi e quant'altro. Però è vero anche che le uniche critiche, fra le tante critiche ci sono state, alcune sai possono essere vere, altre no. È vero che comunque Palermo in questi giorni ha avuto tante chiusure, tante strade chiuse, insomma ci sono state veramente, si è mossa tutta una città a loro favore. Ci quindi aspettiamo magari da Dua Lipa poteva starci magari un saluto, magari non dovevano stare lì per andare proprio da tutti, però anche un saluto alla cittadinanza che poi si è dimostrata anche calorosa nei loro confronti. Allora, ci aspettiamo una bomboniera da parte di Dua Lipa per Palermo e per Bagheria. Corinna, a proposito di Dua Lipa e di location, anzi si chiamano adesso venue, giusto? Quali sono le venue più gettonate per i matrimoni in Sicilia? Secondo te Dua Lipa si è fatta influenzare dall'amica Charli XCX, che era presente al suo matrimonio e che si è sposata l'anno scorso in Sicilia alla Tonnara di Scopello? Sì, sicuramente si è fatta influenzare perché la Sicilia ormai è un trend, quindi assolutamente l'interesse è altissimo. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini di Emily Ratajkowski, che era appunto ospite dell'altro matrimonio dell'anno scorso della pop star, anche lei britannica, Charli XCX, che sta ballando la tarantella siciliana con un gruppo folk siciliano a Scopello. Corinne. Sì, quindi assolutamente la Tonnara di Scopello è tra le venue più richieste perché diciamo, gli stranieri adorano il mare e vogliono assolutamente delle location che hanno sti view qui sta mare. Mina è assolutamente tra le città, i paesi più di interesse. Noto assolutamente l'isola di Ortigia. Diciamo che abbiamo tantissimi posti stupendi e la clientela straniera si avvicina sempre di più perché apprezza appieno i nostri paesaggi, non solo il mare ma anche la parte della countryside, quindi l'entroterra, il panorama un po' più diciamo da campagna, un po' più agreste, ville storiche, castelli. Diciamo che la nostra offerta è molto ampia. Internazionali, e cosa chiedono invece gli sposi locali a livello di intrattenimento? Qui fanno un cambio, cioè si fa un cambio perché gli stranieri che vengono da noi in Sicilia cercano l'autenticità, no? Poi la nostra cultura più che altro, quello che può essere semplice per noi in realtà per loro è meraviglioso, no? Quindi la semplicità vista dal punto di vista anche della nostra cultura. Ma anche ad esempio i campi di grano, no? Sì, sì, assolutamente, loro adorano i nostri paesaggi. A differenza invece del nostro matrimonio siciliano che prende spunto invece dall'estero, quindi da quello che accade fuori a volte anche dall'Italia, no? Quindi i matrimoni a volte sono molto più pomposi, molto
più moderni anche, no? Anche nella scelta proprio dell'allestimento e anche dell'intrattenimento, no? Fammi un esempio. Un esempio gli pratico. stranieri, abbiamo visto prima il matrimonio della c'erano popstar, c'erano i musicanti siciliani, perché loro amano la nostra tradizione, ma anche, guarda, l'allestimento, io dai matrimoni ne facciamo tanti, ti dico che anche la scelta dell'auto, no? Cercano queste auto storiche, vedi le auto, ma qui. da tutto, i tavoli, le sedie, la musica, anche senza, c'era tutto un gruppo di musicanti che non hanno per forza bisogno di essere amplificati, quindi assolutamente. A differenza nostra, che invece facciamo dei matrimoni dove abbiamo visto carrozze, quindi matrimoni molto principeschi, no? Arrivare con la banda e poi questi allestimenti dove a volte si arriva la mattina, LED, le attrezzature, tante luci, no? Perché poi ad oggi la parte intrattenimento si fa anche con il light design, quindi quello che poi le luci riescono a ricreare a livello di atmosfera, no? Questo per i matrimoni la sera. Siamo in chiusura, purtroppo l'argomento è vastissimo e meriterebbe anche più spazio, speriamo di tornarci, ma c'è anche questo internamente per i nostri matrimoni local, la corsa, la gara a chi fa il matrimonio più grande, anche all'interno dei familiari. Sì, si fa la gara al matrimonio più bello. Ovviamente non lo fanno tutti, questo ci tengo a dirlo, a volte capita, però a volte capita. C'è anche chi ha spostato di un anno il matrimonio per poter avere il tempo di poter cambiare anche quello che erano le scelte del parente. Quindi se una cugina si è sposata quest'anno con un tipo di matrimonio, si è scelto di spostare a un anno dopo proprio per avere il tempo di poter riorganizzare il tutto. Questo e avere più budget anche. Avere anche più budget, perché poi per superare quel matrimonio bisogna avere anche più budget. Vabbè, tutto questo poi porta lavoro a tutti voi fornitori. Parliamo anche di budget elevati, quindi non sono solo gli stranieri che vengono qui in Sicilia a spendere dei budget alti, ma sono anche i siciliani che nel matrimonio investono, e grazie al cielo ancora ci sono tanti ragazzi che decidono di sposarsi. Corinne, siamo in chiusura, alle battute finali. La Sicilia è pronta a sostenere una crescita ancora maggiore legata ai matrimoni, al destination wedding, e se sì, voi fornitori, voi che lavorate dietro le quinte ai matrimoni, cosa chiedete alle istituzioni per migliorare il vostro servizio, il vostro lavoro? Allora sì, la Sicilia ha un altissimo potenziale, quindi siamo pronti, ma certamente bisogna fare qualche sforzo in più, soprattutto magari in termini di offerta di servizi, migliorarci in questo, e alle istituzioni chiederemmo, diciamo, una burocrazia più snella, dei tempi di risposta più celeri, magari delle procedure semplificate per gli stranieri che vogliono sposarsi in Italia, in Sicilia, perché ci sono, soprattutto per ad esempio gli americani, delle procedure abbastanza complesse qualora volessero proprio celebrare un matrimonio con effetto civile. Invece Giovanni, dal tuo punto di vista, cosa chiederesti alle istituzioni di migliorare per poter lavorare meglio? Sicuramente migliorare quello che sono le reti stradali, cioè le strade sono impossibili, cioè è diventato impossibile fare uno spostamento. Finché si parla il raggio dei 30 km, allora è tutto facile, ma quando da Catania devi spostarti dall'altra parte della Sicilia, ovviamente le strade ormai sono impraticabili. Quello che può essere uno spostamento da fare in 2 ore, 2 ore e mezza, ora ci vuole tanto di più. Perché poi ricordiamo che dietro al matrimonio, dietro a chi vi fa divertire, chi rende la location bellissima per il vostro giorno, ci sono delle maestranze, ci sono le persone che appunto lavorano, e poi la sera, quando finisce tutto, smontano, devono tornare a casa. È sicuramente anche un pericolo mettersi in strada con un determinato tipo di strade. Poi molte location sono anche in luoghi magari un po' più di campagna, no? Quindi le strade sono ancora più, diciamo, ci sono dissestate, delle
delle pericolose? bellissime location nell'entroterra siciliano, che però sono difficili da raggiungere perché sono proprio lasciate al degrado, quindi comunque è veramente difficile da raggiungere, ma non solo per noi che lavoriamo poi al matrimonio, ma anche per gli ospiti che a volte devono raggiungere. Infatti le soluzioni a volte sono appunto noleggiare dei pullman, per questo, anche per la Oppure sicurezza dormire sulle strade, direttamente o fuori, restare che fuori. però fa aumentare il costo del Ovviamente servizio. aumentano i costi, sì, aumentano i costi, aumentano anche devono Qua aumentare i budget. mi arrivano segnali di fumo dalla regia, dobbiamo chiudere, avrei voluto fare tantissime altre domande ai nostri ospiti. Marco Gullà credo sia già andato via, lo abbiamo salutato. Corinne, grazie per essere stata con noi. Un'ultima domanda, ma proprio telegrafica, ci sarà, le location già, le venue già conosciute, già apprezzate, le conosciamo, ce ne saranno di nuove in Sicilia che si faranno strada? Ce lo auguriamo vivamente, comunque sì, già ci sono un po' di cose in ballo. Al volo ci vuoi dare qualche dritta? Borgo Ignazia si avvicinerà alla Sicilia. Ok, Giovanni, siamo in chiusura, grazie per essere stato con noi. Alla fine abbiamo capito che il Destination Wedding non è soltanto una tendenza del turismo internazionale, ma una vera e propria opportunità di sviluppo e di economia circolare per la nostra isola. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.